Domenico Illustri, a te la linea. Stefano. Sì, buonasera Domenico, insomma una bellissima vittoria, quarta vittoria, 12 punti, terzo posto, che Sarzana. Sì, una bella vittoria su una pista difficile, su una squadra che gioca bene, molto organizzata. Venivamo da 4 partite dove non si vinceva, quindi era importante soprattutto per quello, per morale e soprattutto per i 3 punti. Una nuova avventura per te, qui a Sarzana sei messo in discussione, praticamente tanti anni a Lodi, dopo a Forte e ora qui questa grande avventura con una squadra molto giovane, c'è un gruppo di esperti difensori, però tanti giovani oggi hanno dimostrato grandi soluzioni tecniche individuali. Sì, è un giusto mix di esperienza e di freschezza. Io sono dalla parte dell'esperienza purtroppo, però no, mi sono rimesso in gioco dopo 2 anni in cui praticamente non mi hanno fatto giocare, quindi ci tenevo, un ambiente tranquillo con una società solida e ragazzi spettacolari che sembra di stare in famiglia e forse è la nostra arma segreta. Ora Sarzana, ovviamente hai parlato di Champions, siete usciti ma c'è la Boschetti Eurocup, ora c'è anche il campionato ancora in casa col Giovinazzo, terzo posto, pochi punti rispetto alla prima posizione, dove può arrivare questo Sarzana per te? Perché comunque è un bel mix questo qui. Sì, vabbè, siamo ancora all'inizio del campionato, noi dobbiamo cercare di vincere quelle che sono alla nostra portata e più in su arriviamo meglio è sicuramente per noi. Ma non abbiamo un obiettivo reale, secondo me se giochiamo bene e concentrati possiamo fare bene e ce la giocheremo. E poi sulla vostra pista con i vostri tifosi non sarà facile per tutti. Sì, è un'arma in più la pista e dobbiamo sfruttarla al meglio con gli incessanti che sono veramente fantastici. Grazie, in bocca al lupo Domenico per la tua nuova avventura. Crepi, grazie a te. Ciao. Rimane